Sono impegnato da anni nella ricerca di un'Italia migliore, di una Sardegna migliore. Questa cosa si può raggiungere con la partecipazione di tutti, con l'informazione, che è un elemento che manca e poi vi dirò perché, da quello che sto vedendo in questi giorni sulla stampa sarda e italiana, e serve anche una sponda istituzionale che in questi anni è mancata. Per molti anni, tranne che da quando ci sono i 5 Stelle, che si sono dovuti fare le ossa per fare opposizione, per molti anni è mancata l'opposizione allo stato di cose esistente nel paese ed è mancato un progetto di governo alternativo. Lo abbiamo visto con le scelte dei politici italiani, dei governanti, che hanno scelto di essere praticamente dei maggiordomi delle scelte che si facevano fuori dall'Italia. Hanno accettato le regole dell'austerity senza metterle in discussione. Ieri a Decimomannu di mattina c'è stata una manifestazione del PD, è intervenuto, come sta facendo una specie di Madonna Pellegrina che gira disperatamente per recuperare le sorti di questo partito in tanti incontri, Soru ha difeso l'austerity e in particolare ha detto: Mario Monti è stato certo una figura terribile nella vita italiana, ma è come quei chirurghi che al pronto soccorso non è che stanno a curare l'estetica del paziente, gli devono salvare la vita, intervengono facendogli delle cose che poi gli possono fare male, ma almeno gli salvano la vita. Questa è la narrazione che hanno fatto del governo Monti, che fa Soru, che hanno fatto poi quelli del PD in questi anni, giustificando tutte le loro scelte, fino a scelte come il pareggio di bilancio inserito in Costituzione, cioè il fatto che non si possa più fare politica economica in Italia perché devi stare a un livello di spese che non consente investimenti. Cioè l'Italia, con una sola norma inserita nella Costituzione, ha annullato tutte le altre norme della Costituzione che permettevano di fare politica economica, di fare politica sociale, di costruire uno Stato sociale, di attribuire una responsabilità sociale alle imprese, di garantire un futuro ai giovani e ai lavoratori. Tutto annullato con una regola. E lo rivendicano, cioè fanno dei comizi per dire: abbiamo fatto bene, abbiamo fatto la scelta migliore. Allora, rispetto a questa idea di Europa, che è un'idea matrigna, un'idea dannosa per la vita di tutti noi diciamo no, lo dobbiamo dire con forza, e questo voto è l'occasione storica per dirlo con maggiore impegno da parte di tutti. Ovviamente, vedendo la crescita della forza dei 5 Stelle, sono molto preoccupati e quindi ecco l'informazione. Fanno una campagna di profonda disinformazione. Eventi che dobbiamo vedere autocriticamente nelle vicende che avete visto anche voi dei 5 Stelle, avrebbero potuto meritare una pagina interna dicendo: ok, ci sono dei problemi, regolatevi, fate meglio. No, era sempre la notizia di apertura e sovrastava notizie ben gravi come Gigino Apurpetta, che era l'autista di Cutolo, che è stato candidato come capolista dal PDL, o come quella specie di famiglia Adams che il PD ha candidato in Sardegna, di personaggi incredibili con carichi che non consentono una serenità nel svolgere la funzione pubblica. Sono preoccupati, fino al punto di dire delle menzogne. Sempre in questo incontro di Decimomannu, ieri, il senatore Francesco Sanna, parlando di me, ha detto: è uno di quelli che ritengono che non esistano le malattie, ma che queste siano soltanto delle invenzioni delle case farmaceutiche. Cioè, vi rendete conto il livello? C'è la registrazione, quindi se lui vuole smentire lo potrò dimostrare questa cosa. Cioè, siamo a questi livelli, una menzogna pura, una calunnia per la quale potrei querelarlo, ma penso che la migliore vendetta legale sia il successo del Movimento 5 Stelle. E questa cosa sia un tentativo di bloccare
la crescita di un movimento è evidente, c'è in ogni passaggio, in ogni tentativo di denigrare l'avversario, di inserirci in una cornice. È un segreto degli esperti di comunicazione, si chiama, c'è anche una parola inglese, ormai le parole inglesi ci sono per ogni argomento, framing, cioè vuol dire inserire una persona nella cornice che vuoi tu. I 5 Stelle come li inseriscono? In una cornice che si sono scelti loro, che è quella dell'incompetenza, degli incapaci, delle persone che si capottano in parcheggio, e degli oreris, ecco la parola utilizzata da Cappellacci in questi giorni. Ha attribuito a Di Maio, Di Battista, ma per estensione a tutti i 5 Stelle, ovviamente, anche a voi, degli oreris, che qua lo sapete tutti, ma fra il pubblico ho visto anche delle persone non sarde. Oreri vuol dire l'orefice, ma è una parola anche ironica per dire colui che trascorre le ore inutilmente, il perdigiorno, lo scansafatiche. E quindi lui dice, io invece, Cappellacci, creo lavoro, sono una persona del fare. Sono andato a vedere i risultati della sua favolosa performance di presidente della regione dal 2009 al 2014. La disoccupazione in Sardegna è cresciuta dal 13,2 al 18%. Questo è l'uomo che crea il lavoro, l'uomo del fare, l'uomo molto attivo. Poi ho pensato anche a questa cosa, Oreri, uno che lavora all'oro, Furtei, che ha nominato giustamente Andrea Vallascas, un disastro ambientale colossale, una distruzione di territorio, un sacrificio spaventoso per il popolo sardo, perché dovremmo pagare le conseguenze di quel disastro, le conseguenze che sono miliardi e miliardi di euro. Quindi la distruzione della ricchezza, a cui aggiunge anche la proposta che certi economisti americani definiscono economia voodoo, della flat tax, cioè la tassa piatta, 23% per tutti, via. I ricchi 23%, i poveri 23%. Ah no, quelli più poveri estendiamo magari un'area di non tasse sino a 12.000. Però è evidente che è un sistema ingiusto e incostituzionale, perché la Costituzione italiana dice che la tassazione deve essere progressiva, e mi pare sacrosanto, perché tra l'altro un sistema che incentiva le disuguaglianze come quello di una tassa piatta non favorisce la crescita. Non è vero, non è affatto vero, perché se ai ricchi dai più soldi non è che investono nel lavoro, questa è la storia che ci raccontano. Quello che fanno è magari investire in speculazioni finanziarie, in rendimenti promessi dai derivati. È successo molte volte, e quindi è quella spirale di bolle finanziarie che è alla base poi di disastri ai quali poi arriva a rimediare Mario Monti e Soru è contento. Allora, questo sistema noi lo vogliamo contestare e proporre un programma che ha una piccola ambizione, se vogliamo, piccola ma grande, cioè migliorare la qualità della vita degli italiani, non inseguendo sogni mirabolanti, enormi riforme costituzionali che sono impraticabili. Ci hanno provato nel 2006 Berlusconi e c'è stato un referendum che gli ha detto no, non si fa così, giustamente. Ci ha provato Renzi, ci ha fatto perdere un sacco di tempo con il suo referendum, suo, della Boschi e di Verdini, il grande personaggio maestro di moralità, e c'è stato un forte respingimento da parte del popolo italiano. Non ha voluto quella riforma costituzionale che avrebbe stravolto tutto, avrebbe distrutto le conquiste di chi ha lottato per una Costituzione avanzata come quella italiana. Allora, quel sistema non può più funzionare, è un sistema prono alle banche. Non è un caso che Maria Elena Etruria Boschi sia candidata in 5 collegi diversi, da Siracusa a Bolzano. A Siracusa, è poco noto perché tutti la vedono vestita da Heidi a Bolzano, no, in realtà è anche a Siracusa e anche in altri luoghi che
ora non mi ricordo. Perché? Perché bisogna proteggere una storia che è quella di questi anni, che è quella che ha costruito un rapporto con le banche per cui si trovano immediatamente 20.000 euro per le banche quando ne hanno bisogno, ma non si trovano i soldi, 20 miliardi, scusate. Sì, no, perché era la velocità di un banco, ma è questa la cosa. Sì, l'hanno fatto proprio come se stessero 20 euro. Che 20.000? 20 euro. 20 miliardi. Allora, quel sistema lo proteggono, lo vogliono perpetuare, lo rivendicano, solo che rivendica questa cosa. Noi dobbiamo rivendicare invece un sistema che dedica risorse a un reddito di cittadinanza, a pensioni che siano sopra il livello di povertà per tutti, un sistema universale che non sia contrattato dalle clientele, un sistema che investa in conoscenza, in formazione continua, un sistema che si impegni per l'ambiente, per le energie rinnovabili, e questo significa una scala di risorse totalmente diversa. È questo che vogliamo fare. Quindi spostare delle risorse da dove si tutelano degli interessi di chi compra i politici a un'area di interessi che siano interessi di tutti i cittadini. È un piano pragmatico, non servono grandi salti, serve solo coraggio. E questo è quello che ci possiamo mettere noi. Coraggio e competenza, perché poi abbiamo scelto di correre assieme tante persone che vengono dalle professioni. Alla fine perfino l'Espresso, che ci ha fatto una campagna contro, è stato costretto ad ammettere che il complesso dei candidati presentati dai 5 Stelle è di una qualità dal punto di vista delle esperienze professionali superiore a quello di tante altre formazioni che vantano la loro competenza e ci vogliono inserire in una cornice. La loro cornice invece è molto chiara, in certi casi ha addirittura le sbarre che disegnano la loro funzione. E quindi ecco, vi chiediamo coraggio e partecipazione in questi giorni per raggiungere quante più persone possibili e proporre un'idea diversa per la Repubblica Italiana e anche per la Sardegna, perché in tutti gli incontri, ecco, termino anche ricordando questo elemento. Fra un anno si vota in Sardegna per le regionali e voi, se riuscite a far vincere i 5 Stelle, creerete un'occasione storica straordinaria, che i 5 Stelle abbiano il vento giusto per spingersi a vincere anche quelle elezioni, che sono importantissime perché davvero non se ne può più di personaggi come Cappellacci, come Pigliaru, che se la raccontano, che dicono che risolvono i problemi ma non risolvono proprio niente, e che sono finiti sempre in una fase discendente di consenso popolare. Non dimentichiamo che la maggioranza di governo attuale in Sardegna è stata votata appena dal 25% degli elettori, eppure hanno conquistato una maggioranza e pensano di essere rappresentativi. Non sono rappresentativi. E se si inserisce una forza molto innovativa come i 5 Stelle si potrà rappresentare una Sardegna migliore. Partecipa, scegli, cambia. Il 4 marzo vota Movimento 5 Stelle con Pino Cabras, candidato nel collegio uninominale Sardegna 3 per la Camera dei Deputati.